È stato un incontro molto importante perché ci ha permesso di fare il punto su una legge che abbiamo voluto e votato in Veneto e contribuito a migliorare. E abbiamo potuto quindi vedere l'applicazione che abbiamo condiviso, vedere i punti di criticità. Abbiamo esaminato anche le questioni nuove che si sono sorte a livello nazionale con la modifica del titolo quinto e col nuovo decreto del ministro Franceschini che introduce delle novità interessanti per il turismo. E abbiamo avuto la possibilità quindi di segnalare alla struttura nazionale anche alcuni punti di criticità che rischiano di non far decollare un settore importantissimo come il turismo per il Veneto. Infine abbiamo delineato delle linee di azione che vogliamo far nostre per la prossima legislatura, considerato che il PD ritiene il turismo una struttura importantissima, la prima industria della nostra regione, quella che ci permetterà di crescere ulteriormente se sapremo mettere assieme il turismo, la cultura, la tutela del paesaggio, la tutela della nostra agricoltura, dei nostri settori industriali legati all'agricoltura, e quindi noi abbiamo con il convegno di oggi messo le basi per questo lavoro futuro.